Il sentimento è la volontà di votare, di dare la parola al popolo e che il popolo decida quale ha ad essere il futuro della Catalogna. Un sentimento forte quello catalano che attraversa politicamente in maniera trasversale la regione spagnola. Ora il riferimento per gli indipendentisti veneti è proprio la Catalogna, i cui cittadini il 9 novembre, come è stato in Scozia, sono chiamati a esprimere il loro parere sull'indipendenza dalla Spagna. Un tassello gli indipendentisti lo hanno messo, la legge regionale 16 che promuove il referendum, ma oggi questo da solo non basta, serve un passaggio formale, un'investitura del popolo e il modo è uno solo. Bisogna avere il coraggio di scendere nella competizione elettorale. Noi lo faremo, siamo determinati a farlo, naturalmente a sostegno di chi vuole avviare e sostenere questo percorso verso l'indipendenza. Urlare nelle piazze indipendenza ormai non basta più. Il dado è tratto e la lista è già in fase di formazione. Per l'occasione gli indipendentisti guardano alla Lega che nel suo programma ha comunque l'indipendenza. Ben vengano tutti. Se tutti remiamo verso l'indipendenza raggiungeremo prima l'obiettivo, poi i conti li faremo dopo quando saremo indipendenti, adesso non è il momento certamente di litigare. A fare da trade union Luca Zaia, già presidente della regione Veneto. Io credo che Luca Zaia abbia solo dei cattivi compagni di strada, bisogna affinare un po' la squadra e la prossima volta arriviamo ad avere la maggioranza indipendentista in Consiglio regionale di sicuro, anche con Luca Zaia. Segnata la strada degli indipendentisti, la Lega Nord viaggia in barca per festeggiare i suoi 20 anni in Riviera e da Dolo parla di futuro e di indipendenza. Una giornata che serve per rintemprare lo spirito da una parte e far partire la battaglia di autunno. Da Dolo a Cittadella, dove domani Lega Nord, alla presenza dei suoi leader da Maroni a Salvini, da Tosi a Luca Zaia, lancia la sua linea futuro a indipendenza. Indipendenza come futuro della nostra gente, come battaglia storica e motivo per ribadire che la nostra linea è sempre quella. Da chi l'esperienza del voto l'ha già vissuta, la Scozia, un suggerimento. Il sogno non è finito, non è alla sua fine e che dobbiamo lottare ancora e abbiamo bisogno di cooperazione e determinazione.